Relazionesimo nasce perché noi esseri umani siamo frutto delle nostre relazioni. Da una relazione nasce quello che noi siamo e quello che noi possiamo incidere in un sistema, in un mercato, in un'economia. E l'economia relazionale, quella che segnerà e darà il futuro. Relazionesimo ha un metodo molto chiaro: conoscenza, studio, attivazione. Perché conoscendo riusciamo a fare del pensiero composto, nel pensiero composto guardare la geopolitica, per esempio, di questo momento, di questo particolare periodo della nostra esistenza economica e esistenza umana, e da qui poi attivarci. Quello che Relazionesimo fa tutto per questo principio, ed è quindi un investimento sull'essere umano, perché siamo noi, io la chiamo una macchina perfetta che ha la possibilità, la capacità di incidere, di cambiare. Quindi non dobbiamo subire questo mondo, ma attraversarlo, cambiarlo, modificarlo. Attraverso degli incontri, degli ecosistemi, noi abbiamo creato Relazione Expo proprio per trovarci, tutte le organizzazioni, dal profit al non profit, le istituzioni, e insieme in questa casa, in questo posto sereno come oggi, dove siamo oggi, insieme discutere e da lì progettare, perché poi l'imprenditore intraprende, sogna di notte e di giorno poi realizza qualcosa di nuovo. Torniamo a sognare, a intraprendere e a prendere in mano questo meraviglioso mondo e il nostro stare in questo mondo.